Cari trevigiani e care trevigiane, anche questo 2023 ormai sta per volgere al termine. Arriviamo alle vacanze natalizie e questo ci riporta a dei valori di familiarità, di serenità, di condivisione che caratterizzano le festività natalizie. E mi rivolgo a voi per farvi i migliori auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. È l'occasione anche per fare un po' il punto di quest'anno, di questo 2023, per l'ente che ho l'onore di rappresentare, la provincia, una provincia che, ancorché viva le difficoltà ormai note degli enti provinciali, è stata in grado di dare delle risposte ed è stata in grado di caratterizzarsi per vicinanza ai territori. Ci sono alcune parole che vorrei usare per sintetizzare quest'anno. Una è visione. Abbiamo avuto visione quando siamo stati in grado di intercettare quegli oltre 100 milioni di euro da destinare all'edilizia scolastica, che hanno l'onere, hanno il significato, porteranno ad avere le nostre scuole, le scuole che accolgono quasi 40.000 studenti delle secondarie di secondo grado, ad avere scuole confortevoli, sicure, sostenibili sotto il profilo ambientale, e daranno per il prossimo futuro ai nostri studenti un ambiente, mi ripeto, che agevolerà il loro percorso didattico. Ed è un piccolo orgoglio che voglio manifestare quando cito le scuole, perché non è stato semplice gestire questi cantieri. Ci sono stati momenti in cui durante l'anno alcuni adeguamenti normativi hanno posto fortemente a rischio la concretizzazione di questo percorso. Noi invece siamo stati bravi, escluso il sottoscritto, l'ente provincia è stata brava perché non ha perso alcuna opportunità. L'altro ambito è quello delle strade. Rispetto alle strade, da oggi al 2029 saranno 60 i milioni da destinare alla manutenzione, alla realizzazione di nuovi ponti, alle asfaltature, insomma a mettere in sicurezza la viabilità ai nostri 1200 chilometri, che portano con sé alcune questioni difficili, quella dell'incidentalità per esempio. Ma anche qui non siamo rimasti fermi, abbiamo affrontato la questione con l'altra parola che voglio utilizzare, cioè con coraggio. Con coraggio abbiamo preso le redini e abbiamo istituito il tavolo per la sicurezza in sinergia con gli altri enti e le istituzioni e associazioni del territorio, per fare consapevolezza, per attivare dei percorsi di formazione e di aggiornamento a tutti coloro che utilizzano le strade, perché noi siamo convinti che solo laddove vi sia la consapevolezza dei rischi che ci sono nell'utilizzare le strade in modo non corretto, quando vi è consapevolezza e vi è responsabilità, si possono evitare determinate tragedie. Un altro ambito è quello delle pari opportunità. Le pari opportunità quest'anno, in occasione del 25 novembre, hanno visto il colorare una panchina di rosso da parte dei nostri studenti. Quest'anno il 25 novembre non deve essere finalizzato al 25 novembre, deve essere 25 novembre tutto l'anno, e le azioni che si vogliono portare avanti sono quelle di aprire alle responsabilità e alla consapevolezza un po' tutti i cittadini e le cittadine che hanno partecipato a quel momento. Qui invito ad andare a guardare sul nostro canale YouTube il video che abbiamo sul 1522, che è il numero dell'emergenza contro la violenza delle donne. Questo aiuterà appunto ad assumere consapevolezza e responsabilità su ciò che non bisogna fare nel quotidiano. Ci vuole il rispetto reciproco, aiuta ad andare a vedere quel video. Quello che poi mi porta a chiudere questo momento di intervento è il guardare al 2024, e la parola che vorrei utilizzare è vicinanza. Vicinanza a tutti coloro che hanno bisogno di sentire qualcuno al loro fianco nei momenti di difficoltà, e non è semplice in un contesto geopolitico come quello che stiamo vivendo ormai da troppo tempo sentirsi parte di una comunità. Si tende un po' ad isolarci, invece noi pensiamo che nel corso del 2024, lavorando sinergicamente, indirizzati da quelle parole che sono affetto, sono amore, sono consapevolezza, possa essere lo strumento per far sentire ognuno di noi che non si è soli, anche nei momenti in cui questo può sembrare essere. No, basta
guardarsi attorno, e io credo che la nostra comunità sia una comunità ancora in grado di esprimere sentimenti di vicinanza, di fratellanza, di amore, che aiuta ad affrontare il quotidiano con positività. Così, se così faremo, il 2024 sarà senz'altro un anno foriero di cose positive per noi e per la comunità che viviamo. Auguri di buon Natale a tutti voi, cittadini e cittadine della provincia di Treviso, e alle vostre famiglie.